Mi fa molto piacere constatare che queste celebrazioni galileiane nel 450° anniversario della sua nascita si siano tenute a Padova e oggi a Venezia su stimolo dell'Accademia dei Lincei, che appunto è promotrice di una serie di manifestazioni in tutta Italia. Ovviamente il motivo c'è, sì. Il motivo è molto ovvio, perché Padova e Venezia sono per eccellenza le città galileiane, sono le città dove appunto a cavallo tra il 1609 e il 1610 si sono svolti quegli avvenimenti che hanno portato a una profonda rivoluzione nel campo della conoscenza del nostro universo. Protagonisti di questi eventi sono da una parte Galileo e dall'altra il cannocchiale che Galileo appunto costruisce e con il quale appunto concepisce di osservare il cielo. Galileo non fu l'inventore del cannocchiale, nel senso che esistevano già prima dei piccoli strumenti fatti mettendo insieme una lente positiva e una lente negativa che avvicinavano gli oggetti lontani, li facevano vedere più vicini, però questi strumenti non raggiungevano i 4 ingrandimenti, erano dei giocattoli. Il fisico dalla Porta, Linceo, nel 1610, scrive al Cesi, parlando di questo strumento, di cui anche dà uno schema ottico, definendolo una coglioneria, per cui diciamo non era pienamente apprezzato per gli usi che invece Galileo subito capisce erano gli usi principali. Allora Galileo è qui a Venezia, ha notizia di questi strumenti che provenivano dall'Olanda. Non è chiaro se sia venuto in possesso di qualcuno di questi strumenti. Sicuramente uno era in possesso del suo amico Fra Paolo Sarpi, con cui discusse, e allora Galileo, secondo anche quello che lui racconta nel Sidereus Nuncius, ci ragiona su e costruisce un primo telescopio che ha la possibilità di ingrandire 9 volte. E questo è il cannocchiale che Galileo porta qui a Venezia per mostrarlo appunto ai notabili veneziani dai vari campanili della città e per offrirlo al Doge. Prima sembra anche impossibile che si sia arrivati così tardi al cannocchiale, perché le lenti da occhiali esistevano già dal 1200, anche prima forse le lenti, e le lenti da occhiali sono positive e negative per miopi e presbiti. Bastava giocare un po' con queste lenti, prenderne 2, una positiva e una negativa, allinearle e ci si rendeva subito conto delle proprietà. Per cui non è escluso che ancora prima degli olandesi, che appunto chiedono il brevetto dello strumento nel 1608, così, si sia arrivati senza però rendersi conto poi delle potenzialità che questo strumento poteva avere. Bene, per esempio, cito questa è una citazione, perché qui sono debitore alla collega Ottani Cavina, che questo è Leonardo,
nel codice atlantico che dice appunto fare occhiali per vedere la luna grande. C'è qui questo germe dell'intuizione, non si sa se li abbia fatti, se li abbia solo immaginati. Certo che non sarebbe stato un problema anche ai tempi di Leonardo realizzare un piccolo cannocchiale da pochi ingrandimenti. La grande innovazione di Galileo è quella invece di fare un cannocchiale che abbia più di 3-4 ingrandimenti. Allora, per far questo non bastavano le lenti da occhiali che erano in commercio allora. Allora Galileo cosa fa? Parte dal vetro, compra tutti gli attrezzi necessari per lavorare il vetro e si costruisce lui stesso le lenti per poter arrivare, soprattutto quello che veniva a mancare era la lente dell'obiettivo, una lente positiva che avesse una lunghezza focale oltre il metro. Allora, come ho detto, Galileo è qui a Venezia con il suo primo cannocchiale da 9 ingrandimenti. Il 21 agosto del 1609 lo porta sul campanile di San Marco e fa vedere, diciamo, le meraviglie di questo strumento. Non lo punta al cielo ancora, fa vedere Chioggia, fa vedere Santa Giustina a Padova, sono delle belle descrizioni e appunto, come ricordava il Presidente, noi abbiamo celebrato il 4° centenario di questo evento con il Presidente della Repubblica che ha scoperto una lapide che è stata messa nella cella campanaria del campanile di San Marco. A quel che mi risulta è l'unica lapide attualmente a Venezia che si riferisca a Galileo. Ecco, qui vediamo il sindaco Cacciari di allora, il patriarca e così via. E questo è l'opuscoletto che ho visto che è stato distribuito, che l'Istituto Veneto ha in quell'occasione prodotto per celebrare l'evento. Bene, Galileo, una volta presentato il cannocchiale al Doge, che è venuto qualche giorno dopo, il 21 di agosto, ha subito un grande successo, tant'è vero che il Doge gli raddoppia lo stipendio e gli conferma la posizione di professore a Padova a vita. Galileo torna a Padova con tutti i suoi attrezzature per creare nuove lenti e il primo oggetto che osserva è la Luna. Noi vediamo, questi sono acquerelli di Galileo, diciamo, e scopre che la Luna appunto è ricca di crateri, di montagne, di asperità. Allora, la cosa interessante di tutte queste scoperte, che adesso rapidamente elenco, hanno tutto un duplice aspetto. Da una parte c'è il fenomeno fisico nuovo, la novità, diciamo, dall'altra questa novità demolisce la concezione aristotelica dell'epoca, diciamo. Per cui, per esempio, la Luna, che era concepita, doveva essere un corpo perfetto, un corpo liscio, perché era appunto, non era nella sfera terrestre, ma nell'empireo, nella parte superiore, ecco che invece diventa un oggetto come la Terra, con le montagne, con i crateri e così via. Galileo si costruisce verso la fine dell'anno del 1609 un telescopio che arriva a 20 ingrandimenti e
comincia a osservare il pianeta Giove. Allora noi vediamo qui sulla sinistra il suo diario di osservazione, e qui comincia appunto a D7 gennaio 1610. Ecco, in quella notte Galileo osserva il pianeta Giove, il quale ha attorno 3 stelline, una da una parte e 2 dall'altra. Vabbè, questo non dice niente ancora. La cosa interessante avviene il giorno dopo, quando la posizione di queste 3 stelline rispetto al pianeta, diciamo, è cambiata e si trovano tutte e 3 dalla stessa parte. Il giorno 9 è nuvoloso, il giorno 10 ne vede solo 2, poi ancora 2, così finalmente il 13 ne vede 4. E così via. Questo diario poi continua, diciamo, delle osservazioni. Anzi, Galileo si rende subito conto dell'importanza di queste osservazioni, perché fino al 19 di gennaio questo diario è scritto in italiano. Dopo il 19 di gennaio lo scrive in latino. Si rende conto, diciamo, della portata, per cui lo scrive in una lingua che è accessibile, diciamo, a tutta la comunità scientifica. Studiando il movimento di questi satelliti, di queste stelline, diciamo, attorno al pianeta centrale, Galileo ne deduce appunto che si tratta di 4 satelliti di Giove. E di nuovo, anche qui, questa è una moderna immagine di Giove, di nuovo scopre che nell'universo c'è un altro centro del moto. Secondo le teorie aristoteliche la Terra era l'unico centro del moto. No, qui abbiamo un pianeta che è centro del moto dei satelliti. Con il suo cannocchiale osserva la Via Lattea. Ora, la Via Lattea, secondo le teorie aristoteliche, era dovuta a dei vapori esalanti che bruciavano nella parte alta dell'atmosfera, mentre Galileo mostra che in realtà la Via Lattea è formata di una congerie, cioè, di stelle, ecco, per cui di nuovo una nuova concezione di questo fenomeno celeste. Ed ecco allora che Galileo si precipita a pubblicare questi risultati, li pubblica in questa famosissima opera Siderius Nuncius. Pensate, è un libretto di sole 55 pagine. È interessante seguire, esce il 13 di marzo del 1610, ed è interessante vedere tutte le vicissitudini, perché Galileo, dopo aver ottenuto l'imprimatur, riesce ancora a inserire dei risultati delle ultime osservazioni fatte, si fa preparare delle pagine bianche da inserire, perché così, per cui la numerazione delle pagine a un certo momento salta, ci sono delle pagine che originariamente erano bianche e poi Galileo mette altre considerazioni. Il titolo originariamente si chiamava Siderius Nuncius, si chiamava Astronomicus Nuncius e poi viene cambiato in Siderius. I satelliti di Giove, in una primissima versione, si tratta sempre nel giro di pochi giorni, sono chiamati Cosmica Sidera, per onorare Cosimo dei Medici. Subito dopo invece cambia e li chiama Medicea Sigera, in modo da allargare l'onore, diciamo, a tutta la famiglia dei Medici. Per cui è interessantissimo appunto
seguire le vicissitudini di questa opera che appunto già in marzo, lui comincia l'osservazione il 7 gennaio, già in marzo è data alle stampe, viene stampata in 550 copie che subito vanno a ruba in tutta la comunità. Ecco, poi voi sapete, purtroppo, diciamo nell'estate del 1610, Galileo lascia Padova per andare a Firenze, ma le scoperte continuano. Ecco il suo disegnino che fa di Saturno. Ecco, lui col cannocchiale non riesce a vedere che Saturno ha gli anelli, come mostra appunto questa fotografia, ma la sua impressione è che l'oggetto sia formato da 3 corpi, lo chiama tricorporeo. Ecco, per cui di nuovo anche qui non più corpi perfetti, così un corpo multiplo. Quando è a Firenze, appunto, scopre che anche Venere mostra le fasi, come la Luna, e questo è un forte elemento, diciamo, di prova che Venere gira appunto attorno al Sole, ruota attorno al Sole insieme alla Terra e non, diciamo, attorno alla Terra come appunto si pensava. Ecco qui le fasi di Venere moderne. Le macchie solari, ecco qui appunto, proiettando l'immagine del Sole, non guardandola direttamente al cannocchiale, ma proiettandola su un foglio, si accorge che la superficie del Sole ha le macchie, ecco come si vede in una moderna fotografia. Queste macchie sono dei vortici di gas nella superficie del Sole, noi sappiamo oggi, e di nuovo il Sole non è più quel corpo immacolato, è un corpo che è appunto con queste chiazze, per cui non conforme, diciamo, alla visione aristotelica del mondo. Bene, ecco, queste sono, è chiaro, sono cose che hanno veramente rivoluzionato, diciamo, la conoscenza all'epoca. Torno indietro un attimo, proprio perché siamo a Venezia, un secondo, al discorso della storia del cannocchiale. Allora, alla Marciana esiste un manoscritto che ha questa immagine. Manoscritto datato XII-XIII secolo, e noi vediamo un astronomo, diciamo, che guarda attraverso un tubo. Allora la cosa è un po'... guarda con la stessa gestualità che si farebbe adesso guardando attraverso un cannocchiale, solo che a quell'epoca non c'era il telescopio, probabilmente non c'erano neanche le lenti. Allora ci si domanda a cosa serviva un tubo. Di queste immagini ce ne sono più di una, mostro qui 2 o 3, ma ne ho collezionate una dozzina. Qui vediamo appunto 2 astronomi con 3 strumenti che sono principali dell'astronomia, di cui 2 sono fondamentali. Uno è l'astrolabio, qui al centro, l'altra è la sfera armillare, per cui 2 strumenti di misura conosciuti, e in più però c'è questo tubo, diciamo, attraverso cui guarda l'astronomo. Di nuovo, altra immagine, sempre del XIII secolo, in cui si vede appunto questa figura attribuita a Tolomeo che guarda il cielo con cannocchiale. Per cui la presento come una curiosità. Ecco anche in quest'altra, lo stesso, bellissima immagine, abbiamo sul tetto della casa questo personaggio che guarda la Via Lattea attraverso questo tubo. La presento come una curiosità
perché se ne è parlato, diciamo, così, però non si è arrivati ancora a capire, diciamo, quale fosse la funzione vera, diciamo, di questo tubo, che però, diciamo, così, potremmo considerarlo almeno un precursore, diciamo, del telescopio galileiano. Grazie. Bene, grazie al professor Bertola. I tempi sono molto stretti e chiederei a tutti gli oratori a mantenersi in quello che avevano promesso come tempi. Il professor Carlo Maccagni ci parlerà delle matematiche nella scienza galileiana. Il suo contributo è particolarmente importante perché tutti sanno quanto si sia discusso intorno alla matematica di Galileo, nel senso di che idea avesse riguardo alla matematica. Professor Maccagni, no, metti qua. Sì, ecco, vabbè. Però questo qui è un impiccio per me. Questo lo facciamo così, lo metti qua. E lo metto qua sopra. Mi raccomando i tempi perché siamo già molto avanti. Cercherò di essere particolarmente breve perché l'argomento è, colpa mia, persino eccessivo. Comunque, se il Presidente mi permette, vorrei rubare 2 secondi all'inizio. No, non si ruba. Per ragioni personali, si licet parva, anzi minima, componere non magis, ma maximis. Il 450° anniversario di Galileo è una ricorrenza che mi è particolarmente cara, perché per me segna un 50° anniversario e della data in cui io sono entrato formalmente in carica come segretario del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Galileiane del 64. Quindi io faccio il 50°. E erano già 2 anni che ci lavoravo e che ci lavoravamo, ma ecco, finito tutto. Tornando all'argomento più seriamente, scusate, ho parlato di matematiche perché penso che all'inizio bisognerà almeno, anche se poi andrò avanti un po' a rotta di collo e sommariamente, ricordare che nel momento galileiano, diciamo tra il 500 e il 600, o addirittura anche un pochino prima, di matematiche ne esistono un numero infinito. Esistono una serie di matematiche per ciascuna praticamente delle discipline che poi, ma già in antico, si chiamavano medie, vale a dire quelle discipline in cui dall'osservazione dei fatti naturali, l'osservazione di tipo empirico, poi si utilizzava per l'applicazione, per la conoscenza o per l'operatività sui fatti naturali l'intervento delle matematiche. Quindi c'è una matematica per l'astronomia. Bertola ci ha fatto vedere le prime cose di natura fisica dell'astronomia. Prima era soltanto geometria pura, non c'era una caratteristica, un elemento che potesse far pensare all'esistenza di un qualche cosa di fisico in questo senso. Quindi questa era la matematica. Ricordiamoci che il principio dell'astronomia per tanti secoli, per certe cose ancora oggi, è l'opera di Tolomeo che si chiamava Mathematicae Syntaxis. Megale prima perché c'era una parva astronomica che serviva come introduzione agli studi di astronomia, poi gli arabi non contenti, e anche i greci prima, che l'Almagestro si chiamasse Megale, l'hanno chiamato Meghiste e dal calco arabo sul termine greco è venuto il termine di Almagestro con cui praticamente l'opera di Tolomeo è normalmente conosciuta e seguita. C'è una certa matematica della tradizione filosofica che io cercherei di evitare, siccome faccio un altro mestiere, quindi non vorrei commettere errori o invadenze di campo, che era per esempio quella che poi sfociava negli attributi dei numeri, pensiamo all'aristotelismo per far prima, e chiudiamo lì. C'era la matematica normale,
che in quel momento era rappresentata soprattutto, quasi esclusivamente, dalla geometria di Euclide. Diciamo che la scienza dei numeri, come la intendiamo noi oggi o come la si è intesa a partire da 400 anni fa, è una cosa che viene successivamente dopo. Casomai prima esistevano dei tentativi di lavorare sui numeri, chiamiamola numerologia per fare prima, anche se non è propriamente questo. E poi, appunto, come citavo prima, esistevano queste discipline medie. Le discipline medie, dove si opera attraverso la matematica sulla natura, sono un'invenzione dei matematici e dei filosofi. Quando si opera sulla natura, e non a livello di conoscenza pura, ma a livello di applicazioni, come è stato per esempio tutto il mondo di quello che io chiamo strato culturale intermedio tra Medioevo e Rinascimento, cioè di quelli che sapevano scrivere ma non sapevano il latino, quindi non potevano accedere alle informazioni scientifiche di alto livello che erano tutte contenute nei testi latini, e qui dentro ci sta Leonardo da Vinci, ci stanno gli architetti, ci stanno gli ingegneri, i pittori, i tecnici, tutto quello che volete, tutta l'attività pratica, ed è una categoria che pervade con un'estrema ampiezza tutta la cultura dell'ultimo Medioevo e di gran parte del Rinascimento, e che è praticamente normalmente dimenticata quando noi parliamo di Rinascimento, di arte, eccetera, eccetera. Sembra che tutti abbiano letto Platone, siano amici di Marsilio Ficino e così via. In realtà le cose sono profondamente diverse, ma è difficile cambiare le proprie abitudini, anche mentali. Se passiamo da queste considerazioni su una pluralità di tipi di matematiche, possiamo cominciare anche a vedere da vicino quali sono gli ostacoli che quelli che adoperano la matematica o che usano la matematica per una costruzione del mondo, come farà Galileo, trovano nei confronti dell'aristotelismo. I punti sono praticamente un paio. Uno è quello di aver pensato in termini soprattutto di analisi logica del discorso. Si dovrebbe partire, non partiamo oggi, dagli analitici secondi di Aristotele, per avere questo rapporto instabile, in sostanza, fra quello che è il discorso logico e il discorso invece matematico. E questo è un primo caso in cui chi adopera la matematica applicandola o crea della matematica pura utilizzando dei soggetti naturali, come nel caso di Tolomeo che ho citato prima, compie un'operazione che è considerata un po' in un modo, come dire, ibrido. In realtà l'operazione non è ibrida, perché dobbiamo abituarci a pensare, come sarà per molti secoli, che la conoscenza scientifica, la parte matematica della conoscenza scientifica, è un tutt'uno con quello che fa lo scienziato. Si può arrivare alla conoscenza scientifica attraverso lo studio della matematica, però quando si adopera la matematica non si usa la matematica con questo mano e la conoscenza della natura con quest'altra. Si fa, sono io che mi muovo troppo, si fa esclusivamente un'operazione in cui la matematica costituisce la struttura mentale di riferimento, cioè nella testa abbiamo una cosa sola, abbiamo le conoscenze che arrivano dai sensi, dalla natura, e abbiamo lo strumento matematico che serve per leggerli e per capirli. Galileo, il famoso libro della natura, se si cita tutta la frase, dopo aver detto che è scritto così e così, la seconda parte dice che la geometria che sembrerebbe, da quello che si interpreta normalmente, stare sotto la natura, è invece il linguaggio attraverso il quale si può leggere la natura. Quindi qui abbiamo già una differenziazione molto netta e che separa chiaramente il discorso scientifico, come sarà poi alla fine della vita scientifica galileiana, da quelle che sono le discussioni di carattere filosofico, che continuano imperterrite. Discussione di carattere filosofico, discussione sul metodo delle scienze,
E per l'altro lato, per la meccanica, abbiamo altri due limiti che sono posti. Uno essenzialmente che costituisce una facciata della nostra mente, perché tutti siamo cresciuti lì dentro e che ancora oggi fa parte della nostra osservazione empirica della vita quotidiana, ed è che lasciando cascare una roba, qualsiasi roba casca in terra. E questa è invece filosoficamente la teoria del ritorno di tutti gli elementi, dei 4 elementi, terra, acqua, aria, fuoco, ai luoghi naturali. Nelle discussioni cinquecentesche, che coinvolgono, diciamo, gli immediati precursori di Galileo, questo problema costituisce una specie di spunto in cui si va a sbattere anche senza nemmeno citarlo. Talmente è radicato nella mentalità, nella costruzione mentale di quelli che si occupano di scienze in questo periodo. Ci sono stati dei tentativi di superarlo, queste qui sono osservazioni un po' strane, ma che comunque sono abbastanza fondate. Per il momento credetemi sulla fiducia, poi la stesura definitiva sarà forse più convincente. Ci sono dei tentativi di superare questo vincolo di natura filosofica, addirittura metafisica. Ricordiamoci che attraverso poi quello che sarà il passaggio dall'aristotelismo al tomismo e alla dottrina della Chiesa, si arriverà a costituire un impatto ancora più forte come vincolo nei confronti di chi si occuperà di scienza. Il tentativo di superare questa posizione, questa questione di base dei luoghi naturali, sono almeno due. Una, la matematizzazione pura del movimento, De plani seque repentibus di Archimede, tanto per non far nomi. L'altra è quello di parlare delle galleggianti. Se voi pigliate un secchio d'acqua, ci mettete dentro qualche cosa, è la materia ambiente che viene a costituire l'elemento determinante dei movimenti che si possono verificare in quel contesto. E così si evita, artatamente forse, quello che è il problema base del movimento come un qualche cosa che è caratteristico di qualsiasi corpo da quando quel corpo esiste, o delle mescolanze di corpi che dovranno in qualche modo, forse alla fine del mondo, come erano all'inizio, se il cerchio si chiude, tornare ad essere tutta la terra per conto suo, tutta l'acqua per conto suo, tutto il fuoco e tutta l'aria per conto loro, rispettivamente. Le vicende di cui faccio cenno, ma poi tiro via, sono delle vicende, questa è l'altra ragione per cui ho scelto l'argomento, tipicamente padovane e veneziane. 30 anni fa, a Padova, si tenne un grosso convegno su aristotelismo e scienza moderna. C'era anch'io, c'era anche Berti, che oggi non c'è, e si parlò appunto di questo legame, restando però quasi tutti quanti sopra il versante delle discussioni di carattere filosofico. E comunque tutti questi personaggi sono Alessandro Piccolomini, Francesco Barozzi, il primo che traduce il commento di Proclo, gli elementi di Euclide, che è forse il testo più filosofico nell'ambito delle matematiche. Poi chi c'è ancora? Pietro Catena, il successore del Pino all'insegnamento di matematica a Padova, ci sta per quasi 40 anni. E da questa gente sorge questa discussione continua fra quelli che sostengono essere le matematiche certe. Il problema è quello delle certitudini matematicarum, che si confonde con un altro problema di natura filosofica legato a questo, che è quello della demonstratio potissima, cioè quella dimostrazione contro la quale non c'è niente da fare. E a loro volta tutti questi due problemi entrano in discussioni sul metodo. Però se noi stiamo in filosofia, quello è il metodo per fare la filosofia naturale, che comprendeva tutte le scienze nello schema galileiano di organizzazione, dello schema aristotelico
di organizzazione del sapere. Mentre dall'altro lato gli scienziati cominciavano ad andare per conto loro cercando di capire cos'era che nell'aristotelismo li bloccava e capire anche che cos'era che avrebbe potuto liberarli. Il primo, un altro veneziano, sempre tra i piedi, Giovanni Battista Benedetti, 1530-1590, inizia a Venezia, allievo di Tartaglia. Col Tartaglia andiamo su un altro versante, che è quello delle matematiche applicate nell'ambito delle scuole d'abaco, dove si cerca di risolvere i problemi e non di ragionarci troppo sopra, e che è quello che permetterà l'adozione dell'algebra. I primi 180 anni di algebra vengono accettati soltanto perché con l'algebra si risolvono i problemi, perché non c'è nessuno che teorizzi, non c'è nessuno che cerchi di dare delle giustificazioni. Bisogna arrivare alla fine del Cinquecento per cominciare a trovare qualcuno che si preoccupa di spiegare perché quel procedimento matematico è legittimo. Procedendo ancora su tutte queste questioni, quando noi arriviamo a Galileo ci troviamo di fronte ad una soluzione che è abbastanza complessa. Le opere giovanili, e qui si fa un altro, direi, errore da parte della storiografia di carattere filosofico, è quello di vedere le opere giovanili come genuine produzioni di Galileo, mentre in realtà sono degli appunti giovanili dove c'è dentro un po' di tutto e dove sono molto presenti in modo anche molto pesante quelli che erano allora i tentativi di sviluppare una meccanica, anche una filosofia naturale, da parte della punta più avanzata scientificamente della Chiesa, allora operante nel campo dell'educazione e nel campo dell'attività scientifica, che era quello dei Gesuiti. Comunque lì, ad esempio, padre Clavio, nella sua edizione degli Elementi, Clavio è stato il massimo matematico del Collegio Romano per secoli, almeno per 2 secoli, si perita di mostrare come sia possibile prendere le dimostrazioni, le soluzioni dei teoremi o anche altri problemi di natura euclidea e risolverli secondo la logica aristotelica. Quindi praticamente anche lì a un certo punto arriva la legittimità di costruire una scienza nuova, perché anche la matematica, che diventa non solo lo strumento per fare la ricerca, per capire le cose, ma soprattutto lo strumento per descrivere i risultati. Nella filosofia naturale aristotelica non ci sono le leggi, quelle che tutti gli scienziati chiamano legge, adesso non si usa più, ma che per qualche secolo è stato utilizzato, questo termine è stato utilizzato molto a lungo. Perché? Perché nella legge la legge veniva formulata attraverso quello che era un algoritmo, una formulazione tipicamente matematica. Pur riconoscendo questa legittimità, non si ha il coraggio di separare la conoscenza della natura dalla struttura generale filosofica che governava il sapere del tempo. Sostanzialmente, il riuscire a uscire dall'aristotelismo voleva dire garantire alla scienza una forma di libertà che se no non ci sarebbe stata. Adoperare la matematica, dopo che si era dimostrata che dà delle certezze, tutta la discussione delle certitudini matematicarum, che dà delle dimostrazioni contro le quali non c'è niente da fare, la ricerca della demonstratio potissima, dopo che si era dimostrato che la logica aristotelica che si adoperava in filosofia naturale era sostanzialmente equivalente a quella geometrica che si adoperava invece nella nuova scienza, quello che viene fuori è che allora si separa nettamente l'aristotelismo. Aristotele è una costruzione enorme, dove tutte le cose sono legate fra di loro. Se uno voleva stare tranquillo, se faceva un'affermazione che fosse stata favorevole o che si inquadrasse nel sistema generale aristotelico, non aveva problemi. Se uno usciva da lì doveva cercare altrove, e l'altrove fu la matematica,
il luogo dove si ottenevano le stesse certezze, le stesse garanzie di validità che in precedenza erano date dal sistema aristotelico. Galileo è il primo che infila tutta sta roba qui e che riesce ad adoperare le scienze matematiche sia come strumenti per l'indagine, sia anche come espressione dei risultati dell'indagine, facendo una schematizzazione sono sempre delle cose molto difficili, una schematizzazione del metodo sperimentale galileiano. Noi possiamo pensare, Galileo non l'ha mai descritto e quindi sono tutte fantasie di noi altri filosofi della scienza, storici, filosofi della filosofia, storici della filosofia e così via. Si deve pensare a un momento puramente empirico. Se noi ci dobbiamo occupare di qualche cosa, il qualche cosa è dato dalla nostra conoscenza dei fenomeni che avvengono in natura. E questo è il momento empirico. La raccolta di informazioni di carattere empirico ci porta a poter formulare una ipotesi di comportamento naturale. E il secondo momento sarà quello ipotetico. Il terzo, importantissimo, è un momento tecnico, perché quasi solo gli astronomi, più o meno, almeno fino a qualche anno fa, erano costretti a fare gli esperimenti senza poterci mettere le mani, perché spostare pianeti o roba del genere era difficilissimo, mentre per i fisici era possibile ricostruire in laboratorio certe situazioni naturali, depurate di tutto quanto poteva far danno. E questo qui è l'aspetto tecnico che sovente viene trascurato. Se alla fine l'aspetto tecnico produceva un risultato che era conforme alle ipotesi, questo voleva dire che l'ipotesi veniva confermata, non era più una ipotesi, diventava un punto fermo della scienza, poteva essere una legge, poteva essere altro. Questo è il percorso e io chiudo qui. Grazie, molto grazie. Naturalmente ha già anticipato il professor Maccagni che poi ci sono degli scritti che deriveranno da queste presentazioni in cui sarà molto più articolata sia la sua che anche quella degli altri colleghi che adesso si succedono. E adesso appunto do la parola a Anna Ottani Cavina che ci dirà di arte e scienza nell'età di Galileo. Se vuoi sederti qua. Ecco. Benissimo. Parla il microfono, mi raccomando, che sarò Sì. Grazie. Ringrazio naturalmente il Presidente Danieli e ringrazio anche molto Francesco Bertola che mi ha chiamato oggi e mi sento abbastanza in imbarazzo, primo perché intervengo su questo argomento da un campo abbastanza laterale e molti di questi temi che sono già stati esposti con molta più pertinenza e precisione, insomma io mi trovo nella difficoltà che è sempre costitutiva della storia dell'arte, cioè quella di trovare un equivalente verbale a certe immagini e dipende proprio dalla capacità di traduzione che uno ha se si riesce ad affermare alcune cose. Io penso che possa essere forzato questo continuo tentativo che noi sentiamo di mettere in connessione delle discipline diverse, arte e scienza, arte e musica, arte e letteratura, perché non è detto che nel mondo le cose corrano in maniera parallela, però certamente ci sono dei momenti in cui accade che una di queste discipline ha una funzione trainante e quindi ci sono degli effetti di risonanza che ricadono anche nei campi vicini, quindi bisogna saperlo cogliere in una maniera che non è così immediata. Per fare un esempio, è evidente che se noi pensiamo al Rinascimento, al 400 e al grande Rinascimento fiorentino e toscano, in quel momento senz'altro l'architettura di Brunelleschi è la prima che pone
un punto centrale che poi caratterizza il Rinascimento italiano e poi il Rinascimento in Europa, che cioè è la reintroduzione di uno spazio illusionistico e prospettico. Cioè in quel momento è l'architettura, qui adesso io sto facendo vedere un dipinto più tardi di Piero della Francesca, siamo quindi circa 30 anni dopo, insomma siamo a metà del 400, ma è certo intorno al 1420 che a Firenze è l'architettura che allora costituisce una minoranza nell'ambito della cultura generale tardogotica fiorentina, ma che però punta sullo studio dell'antico, sullo studio dello spazio euclideo, insomma a reintrodurre una idea di spazio che è uno spazio prospettico. E la cosa è talmente esaltante che faccio vedere in quel momento, rispetto a una lunga tradizione che aveva preceduto, quindi per esempio quella dell'arte bizantina, poi dell'arte gotica, dove in realtà il dipinto, che ha in sé due dimensioni, l'altezza e la larghezza, è una superficie piatta sulla quale si lavora. Il grande scatto che accade in quel momento è una nozione di spazio diverso, che viceversa è concepita come una scatola tridimensionale e dove all'interno si può, non dico camminare, ma insomma illusionisticamente penetrare. Quindi faccio vedere una cosa quasi, diciamo, paradossale. Questo è il coronamento di un politico di Piero della Francesca, in cui il tema è un tema religioso, riconoscibilissimo, che è quello dell'Annunciazione, ma che non avrebbe nessuna ragione di essere rappresentato così, cioè dividendo l'angelo dalla Madonna con una fuga, si contano fino a 49 colonne, se non fosse questo momento assolutamente di euforia di questi nuovi artisti, i quali hanno intuito che si può raccontare il mondo esaltando al massimo questa terza dimensione, che è la profondità, che viene reintrodotta, non che non fosse conosciuta nell'antichità, ma poi c'erano state delle cesure, dei blackout, e quindi questa esagerata, diciamo, idea di prospettiva viene dal fatto che questo è un momento in cui c'è una svolta nella percezione del mondo, nella percezione dello spazio, che viene rappresentato in questo modo. Per spiegare quanto questo possa essere diverso da un altro momento che invece è contemporaneo a Galileo, se noi guardiamo un dipinto di Caravaggio 1600, data esatta 1600, ci si accorge che qui non solo la luce di cui parleremo, cioè anche questa è una luce diversissima da quella precedente, perché è una luce che, come accade nella realtà, ha una sua fonte, non è il lume universale diffuso ovunque che serve a rappresentare il più possibile nel mondo, è una luce che, come appunto basata sull'esperienza, cioè quindi c'è un mondo attorno che riscopre una esigenza di fondare sull'esperienza, quindi sulla questa cultura empirica di cui si è detto fino adesso, la rappresentazione. Quindi non solo la luce ha una sua fonte, come sempre accade nella realtà, che sia la luce di una lampada, che sia la luce che viene da una finestra, che sia la luce, non è una luce universale e immota come abbiamo visto prima, ma addirittura lo spazio è completamente cambiato, cioè in Caravaggio c'è uno spazio quasi claustrofobico, cioè molto più ridotto, cioè si rappresenta solo quello che cade sotto la percezione dei sensi e la luce illumina solo quella parte del campo che si riesce a leggere, al punto che è talmente ribaltato tutto questo che in questo soggetto, che è la conversione di San Paolo che vede questa apparizione miracolosa nel cielo e essendo un soldato romano a cavallo, cade da cavallo folgorato da questo momento che è la sua conversione, Roberto Longhi la chiamava la conversione di un cavallo e non la conversione di San Paolo, in quanto lo spazio è occupato interamente da un oggetto che non è quello cui si era stati abituati fino allora, cioè chi aveva il maggiore peso di protagonista nella storia, San Paolo, doveva anche visivamente, otticamente occupare la scena. Quindi qui c'è uno spazio, che quasi, io penso che fosse quasi illeggibile per i contemporanei di Caravaggio, perché non erano abituati a vedere un dipinto che rappresentava solo
pezzi di realtà, solo quelli che potevano cadere sotto la percezione della vista, diciamo, dello sguardo. Se una luce illumina questa scena si colgono soltanto delle parti, quindi molto molto, diciamo, diverso in termini di luce, in termini di spazio, da quello che era l'idea rinascimentale. È chiaro poi che tutto questo cambia, perché prima si è citato Picasso, lì è la ricerca non più di una terza ma di una quarta dimensione, cioè di rappresentare anche la dimensione del tempo o dello spazio. E allora io voglio dire che nell'età di Galileo, il cui punto poi di arrivo così importante anche per la rappresentazione delle immagini è il Siderius Nuncius, che esce il 12 marzo del 1610, c'è un tempo in cui un lungo tempo di preparazione in cui una circolarità di informazioni, di nuovi modi di pensare aveva coinvolto un'avanguardia che per il momento rappresenta una minoranza e che è un'avanguardia di committenti, il Cardinal del Monte, i Gesuiti di Roma, cioè i primi poi che utilizzano anche il cannocchiale, e in questo ambito si colloca questa nuova rivoluzione nel modo di rappresentare, che non voglio dire che sia direttamente, meccanicamente dipendente dalle immagini di Galileo, però fa parte di questa forma mentis che cambia in modo radicale. E ancora per segnalarlo, qui abbiamo un'altra immagine chiave del Rinascimento fiorentino, 1427, Masaccio quando deve rappresentare la Trinità. La Trinità anche qui è come un pretesto per dimostrare quanto si possa rappresentare uno sfondato architettonico. È molto più importante questa cappella absidale con i lacunari e questa capacità strepitosa di andare in profondità di quanto non sia, diciamo, il pretesto narrativo che viene utilizzato. E nell'opposto torno fra Rinascimento e Caravaggio per mostrare come un quadro commovente di un'umanità straordinaria che oggi è al Metropolitan Museum di New York, ma viene da una collezione di Napoli, e è un momento di Caravaggio a Napoli nel 1607 circa, la negazione di Pietro, quando la servetta dice tu eri tu con lui, e lui nega e poi il gallo canta. Ecco, questo modo di rappresentare un'immagine senza più spazio dietro, praticamente come un close-up, come se noi avessimo la capacità di zoomare sulle immagini, tagliandole corte e ribaltandole, quindi è chiaro che è un modo di scaraventare addosso allo spettatore una serie di emozioni, di leggere completamente. Noi oggi siamo abituati al cinema, forse questa ci sembra un'inquadratura anche possibile, ma allora questa è come se con un telescopio, insomma, si approdasse. Quindi voglio dire, c'è in quegli anni un cambiamento molto radicale nel modo di pensare e di immaginare. Io racconto solo un campione, un caso, perché è molto raro che ci sia nella storia dell'arte un documento che ti permette quasi di essere letto come un documento scritto. Cioè nei dipinti di Caravaggio che ho fatto vedere, quello che sto dicendo è che sicuramente alla radice c'è una idea diversa di come rappresentare l'immagine e che questa idea è in maniera sotterranea, in maniera complessa, collegata ad un cambiamento nella storia del pensiero, che la funzione trainante a quelle date è quella che chiameremo la scienza. Cioè certamente tutto questo circolo di pittori e di artisti gravitano intorno al Cardinal del Monte, ai Gesuiti, a queste persone che sono nel rapporto anche con Galileo molto molto documentati. Quindi c'è un cambiamento che porta, però c'è un dipinto che a me ha sempre molto, diciamo, affascinato, perché non ci capita mai di avere un quadro che in qualche modo sia proprio la testimonianza più leggibile, quasi come in uno specchio, di questa nuova attenzione portata alla natura. Questo è un dipinto di un pittore tedesco che si chiama Adam Elsheimer, diciamo nella mia generazione quasi sconosciuto in Italia, e Adam Elsheimer a questa età ha 31 anni, muore a 32, come Caravaggio muore a 39 nel 1610, lui muore e anche Elsheimer nel 1610. Si forma, nasce a Francoforte e viene a Venezia molto presto e si forma qui alla scuola di Rothenheimer nel 1598 e nel 1600 è a Roma, perché bisogna capire che Roma
al di là della cultura romana, era in quel momento la scena del mondo, cioè Rubens e chiunque voglia vivere la modernità e tutti i cambiamenti gravita verso Roma. Ora questo dipinto si trova all'Alte Pinacothèque di Monaco, per dire come questo pittore fosse un pittore che aveva un risalto secondario. Voglio farvi vedere una cosa che potrà sembrare una cosa nazional popolare, cioè nel 1500, forse ve lo ricordate, nel 1967 comincia a nascere in Italia, viene prodotta a 350 lire a fascicolo, è una serie che si chiamano I Maestri del Colore e che è stata la prima grande operazione a largo spettro di una divulgazione di una cultura elitaria, ma pensata a dei livelli strepitosi, perché le immagini erano le prime immagini che noi potevamo vedere prodotte da Schirà, cioè le più belle immagini a colori che si potessero immaginare, e i testi erano, la collana era diretta da Dino Fabbri e i testi erano dei testi che venivano chiesti ai grandissimi specialisti inglesi, anglosassoni, italiani, eccetera, costretti a scrivere in maniera da essere compresi in una dimensione molto ridotta. Ora, quello che accade con i fratelli Fabbri è che i fratelli Fabbri, questa collana, dietro alla quale l'indice ha avuto la selezione delle scelte, è stata rivoluzionaria, e alle spalle c'era Roberto Longhi, che attraverso Alberto Martini, che lavorava per Dino Fabbri, aveva elencato. Succede che, per esempio, come era normale, c'è un fascicolo dedicato a Giotto, ma come non era affatto normale, c'è un fascicolo dello stesso peso culturale dedicato a Maso di Banco, che era un artista interessantissimo e che poi era molto piaciuto anche a tutti i metafisici, a De Chirico, eccetera, ma che era una delle ultime scoperte della ricerca, cioè veniva travasato nei fratelli Fabbri, che avevano questa divulgazione popolare, non solo i cardini di quella che era la cultura, ma anche tutte le nuove, molto prima che i manuali di storia dell'arte accettassero questo. E quindi c'è un fascicolo dedicato a Caravaggio e un fascicolo fatto da Malcolm Waddingham dedicato a Adam Elsheimer. Quindi viene messo sul piatto della cultura, insomma, quelli che sono le ultime conquiste della ricerca. Torno ad Elsheimer, a questa immagine, perché il tema è un tema che è un dipinto che si trova all'Alte Pinacothèque di Monaco e datato dietro scritto Adam, non è datato, c'è una scritta che dice Adam Elsheimer dipinse nel 1609 a Roma. È un rame piccolo di circa 41 centimetri e a me questa cosa aveva appassionato immensamente, tant'è vero che ero proprio molto ragazza e nel 76 sul Burlington Magazine, che era per noi la rivista inglese, in 2 lunghissime puntate venne pubblicato un intervento che avevo fatto allora e venne tradotto personalmente a Benedict Nicholson e scatenò una serie di discussioni in cui intervennero Gombrich e altri, e non avrei ripreso in mano questa cosa se non fosse successo che a distanza poi di molto tempo, cioè nel 2005 a Monaco, viene fatta una mostra su questo dipinto e gli astronomi dell'Istituto di Astronomia di Monaco, con la tecnologia che oggi era possibile, riproducono virtualmente questo cielo stellato che secondo me si era dato in un momento reale e decidono che quella era la notte del 16 giugno 1609 a Roma verso le 21:45. Questo voleva dire per me una cosa fondamentale, e cioè che Elsheimer intendeva, con tutte le approssimazioni di cui parleremo, intendeva comunque rappresentare non il tramando di quello che poteva essere l'idea di cielo, ma una veduta di cielo davvero sperimentata e con l'idea. Intanto il dipinto, adesso per chi magari non è nella storia dell'arte, può sembrare banale per noi oggi, ma per noi è la prima volta che appare una fuga in Egitto di notte. Cioè, ma che idea è quella di ambientarla di notte? Normalmente una fuga in Egitto corretta ha tutta una genealogia figurativa che è impeccabile, e cioè la fuga in Egitto, non mi ricordo più cosa c'ho dopo, la fuga in Egitto si ambienta di giorno, ci sono le palme perché siamo in Palestina, ci sono i cammelli, c'è verso l'Egitto appunto. Qui c'è un paesaggio solamente nordico, cioè viene fatta piazza pulita, viene cancellata completamente tabula rasa
tutta quella che è la tradizione che rende leggibile un quadro. E in più il soggetto vero viene ridotto molto dal punto di vista spaziale a delle dimensioni minime, perché tutto lo spazio viene accordato viceversa a questa mappa celeste che il pittore intende rappresentare e dove sono riconoscibili tante cose. Adesso io non so, dall'Orsa Maggiore in alto sulla destra alla costellazione di Orione, alla Via Lattea, con molte approssimazioni che nella realtà non si danno. Quindi io, questa è la ricostruzione che è stata fatta nel 2005, che in qualche modo mi ha gratificato, perché confermava questo, salvo una conclusione. Io cercavo di immaginare come fosse stato molto complesso questo rapporto di passaggio di informazioni tra Elsheimer e Galileo. Questi tedeschi chiudono dicendo che siccome questo dipinto è datato 1609 e il Siderius Nuncius viene pubblicato nel marzo del 1610, chiudono dicendo offenbar war ein Maler Schneller, cioè probabilmente un pittore tedesco c'era arrivato prima, il che secondo me non è esatto, cioè c'è un elemento nazionalista, insomma non è esatto, un po' paradossale, ma perché io ritengo che questo dipinto, che è l'unico dipinto che rimane nella casa di Adam Elsheimer quando muore nel 1610, l'unico che lui teneva, detto Adamo quando, teneva nella sua camera da letto, in una povertà assoluta. Lui che aveva venduto i dipinti a tutti i grandi cardinali di Roma, muore come tutti i pittori di allora, e non solo Jeff Koons, insomma, muore, o Cattelan, muore in una povertà assoluta, e l'unico dipinto che lui aveva conservato era questo. Quindi da un lato poteva essere stato, in questa sua idea di rappresentare il cielo, anche sollecitato a intervenire fino alla fine, insomma, aggiornando sulla grande emozione dell'uscita di Siderius Nuncius, che ha una circolazione immediata fortissima, se non è come il libro di Copernico che rimane per molto tempo senza questa grande eco. Quindi io ritengo che questa curiosità aveva permesso forse anche a Elsheimer, attraverso il Cardinale del Monte, ad accedere ad uno di quei cannocchiali che Galileo manda in dono. In ogni caso volevo far vedere per esempio come alcuni dettagli mostrano che per noi nella storia dell'arte non esiste prima niente che assomigli. Qui per esempio c'è un dettaglio dove si vede la luna che si riflette nell'acqua, e si riflette secondo proprio le leggi dell'ottica, per cui l'angolo di proiezione è uguale, identico all'angolo di riflessione, cioè si basa su delle osservazioni sperimentali che non sono affatto correnti. Questo è il dettaglio della pittura ancora di Elsheimer, e questa a sinistra è la luna di Elsheimer, e sulla destra invece come Galileo la riproduce, che non è così poi corretta. Voglio dire che l'intenzione di Elsheimer è quello di dipingere una luna come veramente la si vede, e per dipingere le cose come la si vede è molto difficile, perché noi di solito dipingiamo le cose come le sappiamo. Questo è quello che da Gombrich e la psicologia della percezione ci spiegano, e cioè la luna normalmente era rappresentata nella pittura sempre secondo due modalità: una, quella che è stata detta prima, cioè come non fatta come la Terra, come un globo compatto, lucido e impervio e non rugosa con tutte le mari e le cavità, e l'altra oppure secondo delle ombre che corrispondevano a queste leggende secondo cui sulla luna era stato poi mandato Caino per essere punito, e quindi delle ombre di tipo antropomorfo. Ora, quando Elsheimer dipinge una luna di questo tipo deve cancellare tutta questa sedimentazione, cosa che non è affatto facile, e questa sua attenzione ai fenomeni naturali, per cui questo storico contemporaneo, che è il Sandrar, dice che passava le notti intere sotto agli alberi per studiare come si facevano le giorni e le notti, insomma, per come si muovevano le foglie, questa Curiosität, cioè questa sua idea è l'attitudine diversa che ha anche Caravaggio, che è questa esigenza, diciamo, di partire da un momento che è quello dell'esperienza, cosa che vuol dire scardinare tutta la grande cultura neoplatonica che invece dal Rinascimento in avanti aveva
era coltivato. La cosa più singolare poi a un certo punto è la Via Lattea. Noi oggi che lo sappiamo anche a occhio nudo, forse possiamo, perlomeno lo vedo anch'io, che la Via Lattea è un'aggregazione di stelle, ma la Via Lattea era sempre, come è stato detto molto meglio di me prima da questi persone più competenti, era interpretata sempre come una nebulosa, e quindi invece questa idea di rappresentarla come aggregazione di stelle cancella una traduzione. Questa è la Via Lattea come in pittura si è sempre rappresentata per secoli, cioè attraverso una forma di cioè attraverso la mitologia, attraverso una forma allegorica. Giunone, quando il piccolo Ercole succhia il latte dal seno, sprizza queste scintille di latte che vanno a determinare la Via Lattea. Cioè nessuno si era mai curato, e quindi c'è chiaramente in questo dipinto di Elsheimer, che questo faccio vedere i dettagli, perfino le stelle con i raggi, questa è la prova che vorrei, adesso qui si vede molto male, però questo dipinto ebbe una grande, insomma, pur essendo un piccolo quadro così che era rimasto nella casa di Elsheimer, poi fu inciso e ebbe una conoscenza larga, e se ne conoscono molte copie. Una precocissima, molto vicina a quella data, è quella che oggi è al Louvre. Ecco, tutte le copie riproducono esattamente in maniera molto corretta le figure, la scena, la composizione, ma cancellano completamente il cielo, cioè la parte che non era intellegibile, cioè cancellano completamente questo cielo di stelle, di cui lui dice una frase che è così bella, adesso non so se la trovo, quando scrive, ecco, nel Siderius Nuncius Galileo dice che la Via Lattea è una congerie di stelle disseminate a mucchi, e cioè questa irregolarità di questa aggregazione di stelle. Le copie mostrano che l'unica parte che non era comprensibile ai contemporanei era questa analisi di un cielo stellato. Si contano 1200 stelle nel cielo di Elsheimer che erano del tutto, e quindi la fedeltà stava nella composizione, ma la parte innovativa non veniva capita. Questo accade sempre nelle copie quando sono radicalmente nuove. C'è un famoso esempio di Caravaggio che dipinge la cena in Emmaus con il Cristo e i due viandanti che lui ha incontrato, e Caravaggio fa un Cristo senza barba, giovane, fuori dall'iconografia, diverso. Tutti i copisti rimettono la barba perché riportano a un livello di conoscenza che è quello generale questi elementi che sono degli elementi dissonanti che nessuno appunto capisce. Quindi trovo che questo è un esempio molto toccante di un artista che ha gravitato in quell'ambito e che ha inteso in maniera, voglio dire, creativa, e qui mi fermo perché, riprendendo l'immagine che ha illustrato il presidente Maffei prima, che è quella di Ludovico Cigoli sulla destra, il quale nel 1613, cioè molto precocemente, pittore informato, amico di Galileo e quindi molto aggiornato, quando deve dipingere la Madonna Immacolata, dell'Immacolata Concezione, che ancora non era un dogma, di solito la si dipinge con lo spicchio della luna al di sotto, e lui la rappresenta, la luna merlata e le sue isolette, come dice la lettera di Cesi, la rappresenta esattamente come nell'illustrazione di Galileo. Però a mio parere c'è una differenza. Lei è toscano, quindi non voglio insomma, Cigoli è un grande artista di qualità, ma che in qualche modo chiude un'epoca, e quindi lui traduce, trasferisce una illustrazione di Galileo letteralmente nell'immagine. Nel caso di Elsheimer invece c'è un artista che più che altro assume da Galileo un certo modo di leggere l'immagine, di pensare, di vedere, e quindi ha delle approssimazioni che sono più libere, che sono volutamente, non è il trasferire lì semplicemente l'immagine, ma è un potenziale, insomma, per cui quello che lui assume è appunto il procedimento di Galileo. E per non chiudere con delle parole mie, leggo 3 parole soltanto di quando Elsheimer muore, e questo dipinto viene messo in vendita e la vedova non ha nulla, ma chiede un prezzo esorbitante di 300 scudi, e Rubens scrive, perché dice che comunque questo dipinto andrebbe comperato, e in ogni caso alla fine parla
Parlo di Rubens, che se è un pittore del tutto di polarità opposta del Alzheimer. Rubens dipingeva chilometri e Alzheimer faceva dei piccolissimi dipinti. Rubens era un pittore di figura, di composizione, e Alzheimer fa dei piccoli paesaggi, cioè proprio l'altro da sé, ma tra i grandi ci si annusa e ci si riconosce, e quindi Rubens scrive questa lettera alla notizia della morte di questo pittore, dice: si potevano di lui sperare ancora res nunque vise nunque vidende, in summa ostenderum terris unc tantum fatum. Il destino aveva mostrato questo grande pittore solo all'inizio, aveva 31 anni ed era morto. Grazie. Bene, molto grazie. Bene, molte grazie, è stata una bellissima presentazione, ringrazio la collega Anna Ottani Cavina.